Cazzo, se no. No, direi di fare un escursus dallo sport alla religione. No? Vai. Anche andando all'aldilà. Andando anche all'aldilà. Facciamo tutto. Vai Silver! Vai Silver! Amici sportivi, buonasera, benvenuti dallo stadio Dallara di Bologna, dove trasmetteremo in interdiffusione l'incontro valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e Roma. Vediamo dunque le formazioni ad entrare nel terreno di gioco. Bologna che schiera da classica formazione offensiva da 4-4-2, 10-100, 1000, mentre la Roma schiera da classica formazione difensiva da 10.100, 10-0-0 come la Farina. Le formazioni sono entrate in questo momento del terreno di gioco. Vediamo subito, sono partiti da questo momento, vediamo subito Massini, Totti, attenzione De Rossi, il tiro a palo, il palo di De Rossi esattamente al 22esimo secondo del primo tempo, grandissima azione personale di De Rossi che ha scagliato da tiro alla sinistra della porta difesa dall'estremo difensore bolognese. Abbiamo però qualche lievissima interferenza in cuffia, non riusciamo bene, bravo ogni linea. Sarà Roma. Roma prende la linea, allora direi di ricevere la linea dall'altra parte del globo dove c'è per noi Giampiero Galeazzi che ci farà la telecronaca diretta del K2 italiano formato da Antonio Rossi e Beniamino Bonomi. Giampiero sei in collegamento? Giampiero da Sydney con il K2 formato da Antonio Rossi e Beniamino Bonomi, lo ricordiamo a tutti. Da Sydney Giampiero Galeazzi. Giampiero sei in linea? Giampiero? Vai Giampiero! Sì, grazie Bruno, non sono veramente molto in linea, ma siamo qui direttamente da Sydney, dove stiamo seguendo il canottaggio del K2 italiano, formato da Antonio Rossi e Beniamino Bonomi. E vai Antonio, e vai Beniamino, ancora 150 metri per la gloria e la conquista della medaglia d'oro, e il colpo al metodo, e il 116, e il 118, e vai l'imbarcazione italiana di Beniamino e Antonio, e vai che siete i più forti del mondo, e la Svizzera alle spalle, e la Svezia che si fa una grande paura, vai colpi a metodo, e 118, e 120, e vai l'imbarcazione italiana, si gira da sinistra, si gira da destra, e vince l'Italia, un turbo diesel, ma vaffanculo! Scusate, abbiamo avuto qualche problema. Allora a questo punto direi di cedere la linea al Vaticano dove c'è il Benedetto XVI, altrimenti l'altro non si sente. Quindi vediamo di dare la linea a Josep Ratzinger direttamente a Città del Vaticano per l'Angelus domenicale. Vai Josep! Volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti qua davanti Duomo di San Petronio qui a Bologna, e vi invito tutti quanti a venire a Città del Vaticano a Roma per darvi grande benedizione pontefice. Quindi io benedire tutti quanti in nome Set Padri et Figli e Spirito Santi. Amen. Pace e bene. Grazie. Molto gentile.